Sanvero Milis. Ecco, il paese che sfiderà tra poco Sanvero Milis è... Feddiani! Allora, eccoci qua, io mi metto tra i capitani, ecco, vi pregherei di mettervi qui vicino a me, i capitani delle due squadre. Penso che il clima sia già rovente, quindi teniamoci calmi e prepariamoci a questa contesa. Abbiamo il capitano, il portacolori di Feddiani, che è il signor... Murru Iosto, che è con la valletta, la signorina? Ornella Nonni. Ecco, Ornella Nonnis è la valletta di Feddiani, perché ogni paese si porta la sua valletta. Rappresentante, portacolori di Sanvero Milis è? Caio Vincenzo. Con la valletta? Pina Luzzo. Ecco, molto bene. Allora, signori, noi siamo qui pronti ad iniziare questa tremenda disputa. Allora, Iosto, noi ci conosciamo, oltretutto a Oristano Iosto è conosciutissimo. È stato difficile mettere assieme una squadra competitiva? No, non è stato difficile. A Feddiani è stato facile. Sì, c'è stato un entusiasmo, tutti hanno aderito con passione e con amore. Ecco, per te è stato difficile? Semplicissimo. Semplicissimo. Bene, a questo punto noi avevamo pensato di fare quello che è lo scambio dei gagliardetti, però i capitani giustamente si sono opposti. Giustamente perché hanno suggerito una cosa migliore, cioè lo scambio di doni tipici dei due paesi. Allora vediamo un pochettino cosa si scambiano Sanvero e Feddiani. Quali doni vi scambiate? Noi abbiamo portato le scope, le stuoie, la vernaccia e il pane. Il pane serve per cancellare per sfattare anzi il detto su Feddiani, sei de Baguvai. Noi lo offriamo a Sanvero che si sfamino. Molto bene. Premesse ci sono tutte. Passiamo però a realizzare realmente questo scambio di doni. Le vallette, ecco qua. Allora, dobbiamo dire che l'ambiente è veramente caldo. Qua il pubblico, se è possibile inquadrarlo, è suddiviso. Vediamo un pochettino, a occhi e croce, chi fa più chiasso. Ecco, un attimo, vediamo. Pronti? Via! Molto bene, molto bene. Ecco qua, siamo pronti per gli scambi. Ecco, se però i capitani vogliono starmi vicino, ecco, facciamo pure gli scambi dei doni. Allora, le stuoie, la scopetta. Questo ti serve per l'aia, Questo? Questo serve per scopare l'aia, dove c'erano i maiali, questo è per spolverare. Questo era prima dove si coricavano i nostri nonni, diciamo, quando non esistevano ancora i letti. Penso, ascolti, noi ci siamo arricchiti con questo, sì.
No, è stato veramente il lavoro quotidiano di tutti i sedianesi all'epoca, dopo la guerra, è stata una risorsa, diciamo, anche economica. Questa dell'estuoio. Molto bene, poi c'è la vernaccia, tipica naturalmente, però anche qui quale è più buona, quello di Sanvero o quello di Sediani? Beh, io non... Dai, No, su qua non possiamo giudicare. Esequo. Va bene, allora la vernaccia, il pane oggetto della sfida, eccolo qua. Per sfatare il detto su Sediani, Molto bene. No, perché i sanveresi questo ce l'hanno contro di noi. Com'è il detto? Sediani, sei de Pagomai, sei de Pagobì, un Sediani fa mio. Vediamo, oggi dovete dimostrare voi di Sediani. Col pane l'abbiamo dimostrato. Va bene, ecco. Ancora? C'è altro? Vediamo. No. Allora, vediamo un pochettino, invece, sì, il dono che fa Sanvero a Sediani. Le arance abbiamo già illustrato, scambiamo pure questi doni anche velocemente perché c'è un carnè veramente fiutissimo. Ancora, ecco, dei dolci e della vernaccia. Allora, uno per Sediani, uno per TV0. Molto bene, noi di TV0 ringraziamo, ecco se Franca vuol venire a ritirare i regali per TV0. Abbiamo anche un mazzo di fiori per Sediani, perché Sanvero è anche un paese agricolo e coltiviamo anche i fiori. Ecco, molto bene, allora ecco Franca, presentiamo Franca e puoi ritirare i doni per TV0 Franca, ecco. Questo. Anche a noi, Scusateci della semplicità anche se è poco, ma per noi questo... molto Come bene. sai, ha dimostrato molto. Molto bene. La vita economica del paese. Molto bene, ti ringraziamo e nel contempo TV0 ha da offrire alle due squadre contendenti un qualcosa di molto significativo. Ecco, io pregherei qua di venire, ecco quello che TV0 offre alle due squadre, ecco qua. I nostri amici camerieri del ristorante Arborea, che ricordiamo è il più antico dei ristoranti olistanesi, che offrono per conto di TV0 2 piatti di fagioli. Ecco, voi vi chiederete perché questo regalo, perché questo dono particolare? Perché serve per la disfida. Non posso anticiparvi altro, né voglio anticiparvi altro. Quindi io lo darei ai concorrenti di pertinenza, non so chi siano i concorrenti che devono... comunque ci pensano loro. Ecco, molto bene. Questi sono gli omaggi di TV0, poi sapremo perché. Allora, a questo punto io pregherei il capitano di Sanvero di allontanarsi un attimo perché facciamo una piccola presentazione del capitano che è comandante di Sediani. Ecco Iosto, ti dicevo, tu sei conosciutissimo a Oristano perché lavori qui a Oristano. Dovendo consigliare un qualcosa ai paesi che vorranno e che devono partecipare, cosa gli consigli di fare per fare una squadra forte e competitiva? Quello che abbiamo fatto noi a Sediani. Siete preparati? Sì, A fondo? penso di sì. Chi vincerà? È difficile giudicare perché è anche la prima gara, io non conosco gli avversari. Molto bene. Senti Iosto, allora noi abbiamo preparato un documentario su tutti i paesi che parteciperanno a Si Sfida, un documentario anche perché il nostro pubblico qui si attacchi ancora di più al paese, visto che adesso ci mancate da circa un'oretta, quindi ve lo ricordiate meglio. Vediamoci insieme questo bel documentario su Sediani. Vediamo un po'. La prima immagine che Sediani offre al visitatore inesperto è quella, vagamente western, di un cartello che sembra reduce da un mezzogiorno di fuoco. E sembra facile dedurne il carattere focoso dei suoi abitanti. Ma addentrandosi nel paese, quell'immagine cruenta lascia il posto ad un'altra ben più tranquilla. Quella del parroco che chiama a raccolta i fedeli attorno alla chiesetta del Santo Spirito. La campana della chiesetta è piccola, ma come ci dice Don Cossu, per i 1000 abitanti di Sediani, quella campana è sufficiente.
Come in tutti i piccoli paesi, anche qui la vita sociale ruota attorno alla piazza situata al centro del paese. Quando arrivano le nostre telecamere, i sedianesi sono tutti a lavoro, impegnati nelle attività che danno vita al paese. Soprattutto sono impegnati nei campi, nelle vigne, fonte di una vernaccia rinomata. Qualcuno in casa attende eventuali compratori. Noi, prima di incontrare la gente del paese, decidiamo di fare un piccolo giro alla ricerca degli angoli più caratteristici. Ne troviamo molti e li offriamo in tutta la loro tranquillità al nostro pubblico. Ben presto il paese si anima. Un gruppo di ragazzini ci indica la presenza di un vecchio mulino, nascosto all'interno di una casa dall'apparenza comune. È forse l'unico della zona ed uno degli ultimi in tutta la Sardegna. Il lavoro intanto è finito. Alla espressione fissa di un vecchio mascherone possiamo sostituire quella più interessante degli uomini che tornano dal lavoro. Finalmente l'appuntamento per tutti è al bar, dove il più anziano del paese, con tutta la saggezza dei suoi 83 anni, incoraggia la squadra di Zediani. Beh, zio Nicolino, voi stai in nanera. Carranne si batte con Santarese. E ammazza anche a Roma. Lontano, il campanile di San Vero ammonisce i zedianesi a stare attenti. La sfida è lanciata. Che vinca il migliore. Ed eccoci di nuovo in diretta dopo il documentario. Dicevo, dopo il documentario di Zediani, e abbiamo qui il capitano di San Vero, al quale io vorrei fare una domanda, perché da sempre ho sentito una cosa, che voi sanveresi accusate Zediani di avere la loro chiesa, di avere la sua chiesa nel territorio di San Vero. È vero o no? Ci sono molti che dicono che il confine del comune di San Vero passi proprio in mezzo alla chiesa dei Zediani, poi adesso sono cose un po' passate, però probabile. Ecco, ma tu, dovendo dare un tuo giudizio, secondo te è a San Vero o è a Zediani? Faremo i rilevamenti. Va bene, molto diplomatico. A questo punto siamo pronti a vedere un pochettino quello che è il documentario di San Vero, un documentario che è stato girato un paio di giorni fa e che ha impegnato molta popolazione sanverese, o sbaglio? Senti, poi non ti ho chiesto se tu avevi avuto delle difficoltà a formare la squadra e cosa puoi consigliare a quelli che sono i paesi che adesso ci stanno vedendo e che si vorranno iscrivere a Si Sfida. È una trasmissione molto bella, nel senso che può partecipare tutta la popolazione, sia in studio e sia quando vanno a fare le riprese nei paesi, quindi è una cosa che insomma fa partecipare parecchia gente. Poi qual è la seconda? No, e poi ti volevo chiedere un'altra cosa che è questa. Secondo te, cioè tu ce l'hai messa tutta per fare una squadra competitiva, giusto? Abbiamo lavorato almeno 2 o 3 settimane sodo. Molto bene, secondo te chi vince? Zediani o San Vero Umile? A parte il campanilismo, speriamo che vinca San Vero, comunque vinca il migliore. No, a parte questo, secondo te chi vince? San Vero o Zediani? San Vero. Molto bene, allora, vediamo...
vediamo assieme adesso quello che è il documentario di Sanvero e su Sanvero Milis. Vediamo un po' se la regia... Eccolo qua. Il nome del paese deriva da quello più antico di San Teodoro, poi trasformato in Santuelu, da cui l'attuale Sanvero Milis. Tra le cose di cui i sanveresi vanno più orgogliosi c'è giustamente il campanile, che viene unanimemente considerato il simbolo del paese. Ergendosi per parecchie decine di metri al di sopra dei tetti più alti, è visibile da molti chilometri di distanza e rende così onore con la sua mole al paese. Uno sguardo dall'alto ci consente di inquadrare rapidamente tutto il paese, che conta 2410 abitanti, e la zona circostante. Il territorio di Sanvero è piuttosto vasto, comprende infatti circa 7300 ettari, per lo più adibiti alla coltivazione del frumento, degli ortaggi, degli agrumeti. In quei 7300 ettari, inoltre, trovano posto la peschiera di Isbenas, l'oasi faunistica di Sale Porcus, i pascoli per i pastori sanveresi. È difficile sintetizzare in poche parole le molte attività che trovano spazio in questo paese. Sanvero, infatti, è un paese molto attivo ed è molto attento, in particolare, alla salvaguardia del proprio territorio e delle proprie tradizioni. Non a caso, l'artigianato, come spesso succede in Sardegna, è ancora fiorente. Noi siamo rimasti particolarmente colpiti dagli splendidi lavori in giunco, altro orgoglio del paese. Le immagini che vedete in questo momento sono consuete per Sanvero ed il visitatore può ammirarle in qualunque momento. Per finire questa nostra panoramica, ci sembra giusto ricordare il gruppo folcloristico che tanto gentilmente si è esibito davanti alle nostre telecamere. Dopo un doveroso omaggio alle rinomate arance di Sanvero, ci piace chiudere con l'augurio offerto dall'uomo più anziano, 98 anni, alla squadra del suo paese. No, zio Ballò, no, sono mercoledì che dobbiamo fare una gara in televisione con questo signore in mano dei nostri. Ah, punto No, puti in mano. Subito che sono non sapevo. Dobbiamo sfidare a Saida Tediani, Saida Vagovani. Ah, ecco. E ti auguri alla squadra di Santero. De Bicchi. De Bicchi cos'altro? Ma te bicchi con me? Oh, bicchi. Allora eccoci qua, ospiti nel bar Mitraglia, denominato così appunto per via del nome del gestore, che è il signor Tore Mitraglia. Eccolo qua, viene inquadrato. Buonasera signor Mitraglia. Buonasera, signor, vuole bene? No, grazie signor Mitraglia, dopo semmai. Dopo? Grazie. Perché ci sono due signori che vogliono bere e qui io non lo so. Signor Mitraglia, un attimo solo. Prego. Allora, signor Mitraglia. Allora, dicevamo, eccoci qui nel bar Mitraglia assieme a quella che sarà la giuria di tutte, cioè i giudici di tutte le gare e in particolare di questa gara che stiamo per andare a fare. Questo è il primo grosso ostacolo, è la gara delle battorine. Ora, logicamente,
questa gara qua sarebbe potuta durare delle ore, quindi noi abbiamo pensato di dargli una regolamentazione molto semplice, oserei dire quasi di tipo pugilistica. Infatti, per valutare ogni battorina, i giudici hanno a disposizione 3 punti che assegneranno con un giudizio che sarà del tutto insindacabile, quindi praticamente corrisponde ai cartellini nella box. Logicamente chi totalizzerà un maggior numero di punti avrà vinto. Ora però ci sono dei casi in cui il match può finire prima del tempo per KO, e questi sono: quando il concorrente canterà una battorina senza senso compiuto o con parole inventate. Ecco, questo succede spessissimo, se non sbaglio, nelle battorine. Oppure quando tra la fine della battorina nemica e l'inizio della risposta il concorrente che deve rispondere indugia più tempo del quale Benito, cioè scusatemi, Non c'è, il signor Mitraglia si esibirà come tenore. Signor Mitraglia, per cortesia. E questo dà luogo a un richiamo ufficiale. Il richiamo ufficiale è una penalizzazione di 3 punti. Oppure il terzo ed ultimo caso è quando un concorrente dirà la sua seconda parolaccia. La prima dà luogo anch'essa a un richiamo ufficiale. Quindi, ripetiamo, quando il concorrente canterà una battorina senza senso compiuto, quando lascia passare troppo tempo prima della risposta, oppure quando dirà la seconda parolaccia. A questo punto però mi sembra opportuno presentare quella che è la nostra giuria, i nostri giudici, e sono il signor Gigi Franceschi, il signor Sulis Carmelo e il signor Carmelo Fulgheri. Eccoli qua, io farei un bel applauso a... Ecco, io do un attimo il microfono al signor Gigi Franceschi che potrà inquadrare velocemente la battorina, giusto? La battorina è una poesia, ha quattro versi che devono essere rimate per bene, è sensata, insomma, senza uscir fuori, insomma, come diciamo, dal seminato, insomma, con le parole giuste, più appropriate possibile nel corso. Certamente non siete dei poeti, ci ritmeremo a giudicare dei dilettanti. Molto bene, signor Gigi. Allora, a questo punto va precisato che in Sardegna la battorina non c'è bisogno che lo precisi veramente. La battorina è una cosa che può durare delle ore, quanto mi hanno detto, proprio ore e ore e ore. E, diciamo, hanno dei canoni fissi ai quali si rifanno. Ma non perdiamo più tempo e diamo inizio veramente alle gare. Abbiamo qui il concorrente di Fediani, ecco, io passo così, chiedo scusa, che è il signor Ubada Raffaele. Ubada Raffaele. Il concorrente di San Vero Milis, che è il signor Pisano Antonio. Allora, questo è l'applauso per coloro i quali si cimenteranno per la prima volta, apriranno veramente la disfida. E sarà il concorrente di San Vero Milis a iniziare, perché prima di iniziare la trasmissione abbiamo fatto un'estrazione e tutte le gare le inizierà i concorrenti di San Vero Milis. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Allora, battorina. Via col concorrente di San Vero. Anche che una batturina devo tanto provo intentare a tutta
Però la vera mieste mischina non ti pretende una batturina. Paghiamo una batturina, deo purulus queria contentare tutti che mi sono a ascoltare con una buona Torina la paghiamo su una battorina, la cantiamo su una battorina, tutto canto di adesso è veramente chi mi vonia dai mentesamente non paria una vita mechina, non ti pretende una batturina. Paghiamo su una batturina, mi pare che sono sbagliente, su tanto quindi so cantante, credente che tu non quindi indovina, la paghiamo su una batturina. Cantiamo su una batturina, ma con un professore, ma quando si parte dei minore a ultimo e si regina e regina, non ti chiede una batturina. Paghiamo su una batturina, e canticare non ti so convinto, certamente ne manco distinto, pericolo in carro e rincacchi vischina, la paghiamo su una battorina. La cantiamo su una battorina, sa rimala dentro e su coro. Sei stato come te merche oro, dando il batto una ravaina, non ti chiede una batturina. La paghiamo su una batturina, tutto solo come pare dei spanto, canti che dei no che tutto canto, ma senza pipì e cosa in cucina, la paghiamo su una battorina. La cantiamo su una battorina, rivista l'unesi commente pirarrando, o spinghe o dirarai e tutto si va che sa regina, non ti chiede una batturina. Paghiamo su una battorina, chi chiede dall'uppone era si strinta, mi pare che una mattinica rispecchiata in cacchi vetrina, la paghiamo su una battorina. La cantiamo su una battorina, non ti reggire se non manco miras, si sei buono tanto tirarà e sa corda la vaga e se a termina, non ti chiede se una battorina. Una battorina e stare attento in su canticare a mano tua tutto buonotti, a rovinare continuando così e ti rovina, la paghiamo su una battorina. Cantiamo su una battorina, mira non ti imbrogli e se non ti attane se sai che non è cappato scane, si grinde di raffina, si tintina, a chi chiede se una battuta. Battorina, non mi vede esagerare, chi no su tanto di voto calcolare, chi non vale ma come si sina, la paghiamo su una battorina.
Vediamo su una battorina, non si sti troppo affroddieri, sino in coco dei suoi cantieri, e sa che rapida mistina, nacchi che rese una battorina. Paghiamo su una battorina, chi deve toccare questo tasto, dinaro chi se un priasto, se peude su stratte safarichina, la paghiamo su una battorina. Opla, 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 8 e 8. Allora, attenzione, il momento si fa delicato, i nostri giudici stanno preparando quello che è il responso, ma io nel frattempo... Senta, per favore, qui c'è gente, posso dare da bene o non posso dare da bene? Ma non lo so, a loro due penso di sì, ecco. E chi sono loro due? Chi sono? Ecco qua. Ecco signori, nel frattempo che la giuria elabora quella che è il verdetto di questo primo scontro, io vado a presentare quello che sarà il fil rouge, cioè la gara che si ripete tra una gara e l'altra. Ecco qua. Ecco qua. Ogni paese ha un qualcuno che tiene l'alcol più degli altri. Ecco, vediamo un pochettino chi sono i campioni di Zediani e San Vero Milis. Come ti chiami? Non credo Sandro. Tu sei di? Zediani. Zediani. Allora, Sandro contro Ruotaglio. Eccoci qua. Allora, per il momento il fil rouge consiste nel far bere ai concorrenti questo quarto di vernaccia. Si tratta di vernaccia, ecco, io non so, qui in Sardegna è conosciutissima la vernaccia, quindi non c'è bisogno di spiegare quelli che sono gli effetti. Allora, andiamo a eseguire il primo fil rouge. Prego, signor Mitraglia, cosa vuole? Senta, quanto ne devono bere questi vernacci? Un quarto di vernaccia per ora, cioè un bicchiere, questo è un bicchiere da un quarto esatto. No, non è proprio un quarto, Come non è un quarto? È quasi un quarto, sarà un terzo e mezzo. Ma per cortesia, signor Mitraglia, non interrompa. Su, Mitraglia, ecco, Mitraglia serve molto Aspetta, completamente. insieme, mancano ci duca bene, dai. Rullo il tamburo io. Silenzio per favore. Il concorrente di Zediani è stato velocissimo, ecco, è stato veramente veloce. No, ha ragione Mitraglia, va bevuto tutto. Ecco, e per ora basta col fil rouge. Nel frattempo io mi risposto qui dalla giuria. La giuria ha così votato, attenzione, il primo giudice ha dato 20 punti a San Vero contro 10 punti a Zediani. Ecco, il secondo giudice ha dato 20 punti a San Vero contro 16 a Zediani. Il terzo ed ultimo giudice ha dato 17 punti a San Vero contro 7 punti a Zediani.
Allora, quindi la prima gara, ecco, devo precisare, per cortesia un po' di silenzio perché diversamente non ci sentiamo bene, devo precisare che il sistema, i punti vengono dati seguendo i canoni calcistici, quindi a Sanvero vanno i primi 2 punti e Zediani rimane a 0 punti, in caso di pareggio viene assegnato un punto a testa. Bene, detto questo io mi trasferisco nell'altro settore, pregherei la regia di far vedere un pochettino il signor Mitraglia che qui... No, non si può fare un po' di pubblicità per il mio bar? No, guardi signor Mitraglia, per cortesia. Chi entra dentro non sbaglia. Ma per cortesia, signor Mitraglia, ma cosa sta dicendo? No, veramente, che bar Mitraglietta, potete bere anche la bottiglietta. Sì, ve lo consiglio io. Ed ecco, grazie signor Mitraglia, grazie. Ed eccoci qui alla seconda gara, la seconda tremenda di sfida, che è una gara di cultura generale, cioè verranno fatte delle domande di cultura varia, cioè di informazione. Vediamo un pochettino, chi risponde prima, cioè chi suona primo la campana ha diritto di risposta. Allora, presentiamo un pochettino i concorrenti e sono per Zediani Ligia Anna Ligia e per Sanvero Antonello Chessa. Antonello Chessa, molto bene. Allora siamo pronti? Iniziamo? Tensione, attenzione, dovete dirmi il nome di almeno 3 città antiche site nella provincia di Oristano e dove erano ubicate. Via. Vecchie, cioè antiche, nel senso ruderi, eccetera. Ci sono 10 secondi per dare la risposta. Abbiamo ancora poco tempo, 3 secondi, 2, 1 secondo, finito, non potete più rispondere. Allora, è Tarros, per esempio, Cornus, Ottoca, Fordongianus, cioè Forum Traianum veramente del nome. Allora, passiamo alla seconda domanda. Dovete citare almeno 3 opere del commediografo sardo Antonio Garau. Va bene. Il concorrente di Sanvero. Allora, un attimo, attenzione. Giuseppe e Maria, sa professoressa, s'ultima cena. Benissimo. Allora siamo 1-0 per Sanvero. Altra domanda, attenzione. Dovete dirmi quale comune è più a nord tra Ruinas e Siamanna. Attenzione. Allora, un attimo, mi rivolgo ai... Allora, un attimo, chi ha toccato per primo? La signorina. Allora, qual è il comune più a nord? Chi? Siamanna. Esatto. Altra domanda, sono 10 le domande. In quale località in Sardegna vive ancora la rarissima foca monaca? Un attimo, mi sembra che abbia toccato prima lei. Le grotte del Buemarino. Ma dove? A Calagonone. Esatto, 2-1. Allora, visto che ci sono delle piccole contestazioni con la campanella chiamata, io direi di fare un battito di mani, questo è più efficace. Va bene? Allora, continuiamo, andiamo avanti sempre sul 2-1, ma dovete battere le mani. Ecco, io pregherei anche qui il giudice
giudice, ecco, tu e io facciamo il giudice. Allora, andiamo avanti, siamo 2-1 per Sediani. Qual è il paese sardo che viene denominato Torineddu? Facilissimo. 7, silenzio il pubblico per cortesia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terralba, Torineddu, Torineddu, Torineddu. Allora, altra domanda. Dovete dirmi il nome dell'ultimo presidente della regione sarda. Chi? Franco Rais. Esatto, esatto. Attenzione signori, siamo sul 2 pari e mancano 4 domande. Attenzione, il momento è delicatissimo. Altra domanda. Qual è la città natale dell'unico presidente della Repubblica sardo? Sassari. Esatto, 3-2. 3-2. Allora, altra domanda. Attenzione, ne mancano 3, quindi Sediani può ancora rimontare dopo che Sanvero è passata dal 2-1 al 3-2. Attenzione, qual è l'atleta, il nome dell'atleta della provincia di Oristano che ha rappresentato l'Italia nel recente incontro internazionale di atletica leggera svoltosi a Cagliari? Pessini. Esatto, esatto. Esatto, esatto. Attenzione, 4-2 per Sanvero. Altra domanda. Come si chiama il pugile di Ales che ha conquistato la medaglia d'oro ad un'Olimpiade? È l'unico pugile sardo che ha conquistato una medaglia d'oro. Attori. Esatto! Esatto! Allora, non scoraggiamoci. 5-2 per Sanvero, ormai Sediani è tagliata fuori da questa gara. Comunque facciamo l'ultima domanda. Attenzione. A quanti gol è giunto Virdis nella classifica dei cannonieri? Non vale, non la facciamo valere. Se il pubblico parla, va bene. Allora per 5-2 anche questa prova se la giudica Sanvero. Allora, ecco, allora io pregherei il pubblico, inviterei il pubblico di cercare di moderarsi col chiasso, perché diversamente non capiamo più niente. Ecco, vi ringrazio. Allora, siamo 4-0 per Sanvero, però attenzione, a parte che le gare sono ancora tante, io fossi in Sediani non mi scoraggerei, perché è previsto nel regolamento del si sfida un ripescaggio, cioè la squadra non si può mai rilassare in nessun momento perché deve totalizzare ugualmente, anche se sta perdendo, il maggior numero di punti, perché alla fine 2 squadre dal girone eliminatorio vengono ripescate e inserite nella semifinale. Questo è importante anche per le squadre che parteciperanno in futuro. Allora, a questo punto siamo giunti al fil rouge.
Però il fil rouge questa volta si esprimerà attraverso anche la novità, anzi attraverso quello che esattamente è il fil rouge stesso. Infatti a questo punto i concorrenti dovranno bere il secondo quarto di vernaccia. Ecco, io pregherei il signor Mitraglia. Sì, però chi è che paga qui? No, se non paga nessuno non fa, No, signor Mitraglia, non si preoccupi, lei versi e grazie mille. No, 1000 grazie, niente, qui si paga e grazie 3000. Ecco. Allora, l'attrezzatura va pagata, vedi? Questo attrezzo costa Molto. di più. Devo dire che è veramente carino, signor Mitraglia. Ah. Dove l'ha trovato? Dove l'ho trovato? Questo l'ho imparato da bambino piccolo. Sì? Ah, come fa le PPA. Non si imbriaghese, che adesso dovete fare il percorso. A molla. Dai, dai. Allora siamo pronti? Siamo pronti. Signor Mitraglia, guardi, succhi un pochettino di quella vernaccia, che è leggermente più. Ecco qua, ecco qua. Allora pronti? Cin, pronti. Ecco, il concorrente di Zediani beve velocissimo, ha una pausa, il concorrente di San Vero invece è più continuo. Signor Mitraglia, controlli. Ecco, allora, attenzione, a questo punto i concorrenti devono iniziare il fil rouge vero e proprio. Ecco, qui se la camera 2 lo inquadra, c'è un'asta per terra, eccola qua. Il gioco è semplice, voi dovete semplicemente passare su quest'asta. Attenzione, perché se cadete, chi mette il piede per terra naturalmente non acquisisce il punto. Allora, parte il concorrente di San Vero, come da accordi presi precedentemente. Allora, eccoci qua, da qui, dal punto, la giuria è pregata di seguire attentamente, pronti, via. A terra, attenzione, il concorrente di San Vero non ce l'ha fatta. Parte ora un attimo il concorrente di Zediani, ecco, non c'è fretta, cioè dovete, pronti, via. È molto fermo sulle gambe, perfetto! 1-0. Allora attenzione, il fil rouge sta avvantaggiando Zediani 1, San Vero 0. A questo punto però io mi sposterei da quella parte per andare, signor Mitraglia, non si preoccupi lei. Ma che mosca, per cortesia, signor Mitraglia. Ma che mosca, ma mi faccia il piacere. Ma qui che fa? Chi è che paga qui? Ma non si preoccupi, senta piuttosto, lei mi sa che più che vendere beve, o no? No, io assaggio. Assaggia? Io sono l'assaggiatore. Ah, l'assaggiatore ufficiale, molto bene. Allora, io mi trasferisco in questa zona dove c'è l'ospite, perché ogni paese porta un suo ospite, un suo personaggio significativo, oppure una persona che, come il signor Madao, suona la fisarmonica. In questo caso San Vero si è superata e ha portato 2 ospiti. C'è stato un piccolo malintesa, ha portato 2 ospiti contro un solo ospite di Zediani, però l'ospite è fuori gara, così porta un po' di colore, un po' di folklore del proprio paese. Allora io non mi dilungo ulteriormente e mi affido, o meglio affido la trasmissione alle agili dita del signor Pietro Madao, fisarmonicista. Ah, molto bene, non ci sono problemi. Ecco, per una questione di opportunità abbiamo un personaggio veramente simpatico, è il signor Fenu, il secondo ospite di San Vero, che
ha uno strumento vecchissimo, cioè l'Elauneddas, fatto dalle sue mani. Quanti anni ha, signor Feno? 69. 69 anni e suona, sentirete come. Il cinema si fa anche in Sardegna. Casti a Biri. Casti a Biri su TV0 ogni domenica alle ore 22:50 e in replica il giovedì alle ore 21:45. Bravissimo, grazie signore per questa splendida musica che ci ha fatto ascoltare. Appunto, ricordo, abbiamo sentito il signor Pietro Madau. Molto bene, a questo punto signori andiamo avanti con le gare sempre più affascinanti, sempre più difficili. Ecco, io pregherei i concorrenti della prossima gara di avvicinarsi qui. È una gara molto particolare, è una gara di forza. Ogni paese ha un uomo forte, ogni paese ha qualcuno che è l'Ursus. Sanvero chi ha? Uno Salvatore. Molto bene. E Zediani? Galvani Fabrizio. Molto bene. Fabrizio e Salvatore. Ecco, io inviterei Franca qua a portarmi lo strumento col quale dovranno, e a prendere la sedia per cortesia. Franca, la sedia per favore. Questo è lo strumento che sarà con il quale si dovranno cimentare e dovranno dimostrare la loro forza. Sono delle bacchette in legno, 14 bacchette per l'esattezza, e vedremo chi riuscirà a spezzarle o a spezzarne il maggior numero, premendole contro il ginocchio. Diamo al concorrente di Sanvero, il concorrente di Zediani, attenzione, dovete spezzarla tutte, completamente,
Se non riuscite, cioè in un unico tentativo, se non riuscite a spezzarlo, toglieremo un'asticella. Dovete partire contemporaneamente. Allora, poggiare contro il ginocchio per cortesia, perché poggiare contro il ginocchio. Pronti? Pronti? Do io il via, Pronti? Via! E vince Sanvero! Vince! Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, Sanvero sale e passa a 6 punti. Passa a 6 punti. Finora ha vinto le 3 gare e soccombe soltanto col fil rouge. Adesso appunto torniamo al fil rouge prima di passare al prossimo gioco. Ecco, passiamo alla zona del fil rouge e andiamo a trovare i nostri amici e vediamo un pochettino a che punto siamo. Ecco, io pregherei qualcuno, se c'è qualcuno cortesemente, ecco. Allora, eccoci qua per il fil rouge. La situazione si sta facendo dura per Sediani, però qua, ecco c'è Torre Mitraglia che assapora la Vernaccia. Molto bene. Allora, siamo pronti? Impugnare i bicchieri? Pronti? Via! Via! Urrà! Signori, siamo già a 3/4 di Vernaccia. I concorrenti hanno già in corpo 3/4 di Vernaccia. Allora, a questo punto passiamo alla gara di spaghetti. Alla gara degli spaghetti. È una gara molto particolare. Ecco, sì. Allora, ed eccoci qua entrare idealmente nel ristorante Arborea. Ristorante Arborea, come abbiamo detto precedentemente, è il più antico, il più vecchio dei ristoranti di Oristano, dove si mangia benissimo grazie anche alla cucina dell'esperto cuoco Salvatore, famosissimo Oristano, e del proprietario Franco, che è qui con noi stasera dopo il tour de force con Giuseppe. Allora Franco, come andiamo? Ma discretamente, adesso vediamo un po' con la sveltezza mangiando gli spaghetti. Naturalmente non sono solo i nostri piatti, i nostri piatti sono ben diversi. Lo sappiamo Franco, lo sappiamo che i piatti del ristorante Arborea sono ottimi. Piuttosto questi sono spaghetti che dovranno essere mangiati in una maniera particolare, vale a dire senza forchetta e con le mani poggiate dietro la schiena. Ma non basta, infatti il regolamento vuole che i concorrenti della gara di spaghetti devono avere dei requisiti fisici. I requisiti sono questi. Per essere ammessi, appunto, devono mancargli 8 punti di finestre. Cosa si intende? Cioè la mancanza di denti. Gli devono mancare 8 punti. E per coloro i quali addirittura non gliene mancano 8, ma 16 punti, c'è un abbuono di 10 secondi. Allora, con quali criteri noi abbiamo stabilito il punteggio? È molto semplice. Gli incisivi centrali valgono 4 punti ciascuno, quindi qualora manchino i 2 incisivi centrali ha già totalizzato 8 punti e può partecipare alla gara degli spaghetti. I 2 incisivi laterali valgono 2 punti ciascuno. Ancora, i canini e i premolari valgono 1 punto, i molari mezzo punto, il dente del giudizio, qualora qualcuno ce l'abbia, non vale niente. Franco, tu come? Fa vedere?
No, non vincerebbe, non potresti nemmeno partecipare. Allora, chiediamo un pochettino a Salvatore a che punto siamo. Ma noi siamo pronti, speriamo che siano pronti i concorrenti, così possiamo dare il via per la spaghettata offerta al nostro ristorante Arborea. Molto bene, allora, io pregherei i concorrenti della gara della pasta asciutta, degli spaghetti, di avvicinarsi. Eccoli qua, e facciamo un grosso applauso a questi coraggiosissimi concorrenti. Eccoli qua con me. Allora, il concorrente di San Vero? Salvatore, il concorrente di Zediani? Desiangelo. Chi? Desiangelo. Allora, prima di iniziare al mangiaggio, io devo fare il controllo, è necessario. Allora, Salvatore, per cortesia, la telecamera. Salvatore, ha tutto in regola? Mi sembra perfetto! Attenzione, Salvatore ha totalizzato più di 16 punti, se non sbaglio. Sopra non ho neanche uno. Ecco, io pregherei la telecamera di inquadrare bene Salvatore, onde evitare contestazioni. Salvatore? Ecco, no, bene, perché sennò ci sono contestazioni. Quindi attenzione, Salvatore ha i 16 punti, e quindi parte con 10 secondi di vantaggio su Zediani, a meno che Angelo De Sì non totalizzi i suoi 16 punti. Quanti denti gli mancano, signor De Sì? Faccia vedere. Allora, un attimo. Quanti denti? Allora, un incisivo centrale 4 punti, un incisivo laterale altri 2 6 punti. Questo non vale come non ce l'abbia. 12 punti. Quanti molari le mancano? Apra bene. 3. Il premolare è 1 punto, 15. Signori, posso dire che anche il signor Angelo totalizza 16 punti, anche lui. Allora, la disfida è pari. Ecco, io pregherei i concorrenti di spostarsi la sedia. Ecco, spostatevi la sedia e mettetevi in posizione. Ecco, gli amici del ristorante Arborea, le mani devono essere rigidamente dietro la schiena. Pregherei gli amici del ristorante Arborea, che è in piazza Roma a Oristano, ecco, non fa niente, di portare i piatti. Ecco, la giuria deve fare attenzione. Siamo pronti? Vince chi finisce prima gli spaghetti. Attenzione che il piatto deve essere pulito. Pronti? Via! Ecco il concorrente di Zediani che ci sembra più aggressivo, mentre il concorrente di San Vero è più lento ma continuo. Il concorrente di Zediani va a strappi. Controlla l'avversario. Eccolo, è nettamente in testa Zediani. Zediani è in testa. Il concorrente di San Vero rinviene la distanza. Zediani avanza, è implacabile. Eccolo, continua a grandi morsi, aggredisce con odio il piatto che gli sta davanti. È emozionante, signori. È emozionante veramente. Eccolo. Guarda, il concorrente di Zediani aggredisce il suo piatto a grandi bocconi, mentre San Vero è più continua.
emozionante veramente, una gara all'ultimo sugo, non è finito. Attenzione, il concorrente di Incendiari, ancora. Signori, stop! Feddiani, rimonta con Angelo, è veramente emozionante veramente. Io ringrazio i nostri amici del ristorante Arborea che sono stati gentilissimi. Ecco, chiediamo al concorrente sconfitto com'erano gli spaghetti del ristorante Arborea. Buonissimi. Ok, grazie. E andiamo avanti, aggiorniamo il nostro punteggio e abbiamo Feddiani, Sanvero 6 punti, Feddiani 2 punti. Ecco, la ringrazio, è stato molto bravo, ma dico, lei solitamente a casa mangia con questo appetito? Qualche volta. Molto bene, un applauso al concorrente di Feddiani. Allora, attenzione, eccoci di nuovo qua al fil rouge, eccoci ancora al fil rouge e abbiamo i nostri amici che con questo bicchiere arrivano al primo litro di al primo litro e mezzo. Litro e mezzo. Attenzione signor Mitraglia, guardi che sta buttando tutto per terra. È tutta roba pagata. Vabbè, signor Mitraglia, non è una questione di soldi. Allora, se il signor Mitraglia termina, ecco qua, pronto da bere. Ecco, un attimo, diamo un po' di respiro ai concorrenti. Siete pronti? Via! Eccezionali, veramente. Feddiani è arrivato velocissimo al litro. Signori, eccoci qua. Allora, siamo pronti per passare al fil rouge. Eccoci nella tavola, nella trave, il concorrente di Sanvero. Siamo pronti? Via! Non ce l'ha fatta, forse inizia a 1 litro di vernaccia in corpo. Per cortesia io pregherei il pubblico di fare un po' di silenzio, perché qua sta diventando una bolgia infernale. Il concorrente di Feddiani è pronto? Allora via! Eccolo. Ce l'ha fatta, signori, ce l'ha fatta e ha totalizzato nel fil rouge, ha totalizzato il secondo punto. Siamo 2-0 per Feddiani. A questo punto io passerei senz'altro a presentare quello che è l'ospite di Feddiani. Abbiamo avuto Madao e Isidoro Fenu per Sanvero e abbiamo un ospite altrettanto significativo per Feddiani. Probabilmente molti vedendola non la conoscono, ma vedendo quelli che sono i suoi quadri capiranno di chi si tratta. Si tratta della famosissima zia Veronica. È vero, zia Veronica? Grazie. Allora, zia Veronica, ecco, io inquadrerei, se la giuria mi dà
se la regia, scusate, mi dà una mano, i quadri, bellissimi quadri di zia Veronica, sono quadri che riprendono sempre sono delle immagini, venga zia Veronica così possono inquadrare tutto, delle immagini ambientate in Sardegna, giusto zia Veronica? Lei è da molto che dipinge? Io dipingo da bambina, diciamo, da età di 7 anni, da quando era le scuole elementari. Ecco, come alterna, diciamo, lei è una padrona di casa e quindi nel tempo libero, quanto tempo dedica alla pittura zia Veronica? Molto poco, diciamo. Molto poco? Appunto. Ha una buona produzione comunque? Così così. Ecco, io penso che zia Veronica non abbia bisogno di ulteriori commenti, perché ripeto, il miglior commento è quella che è l'espressione artistica di questa donna che appunto è istintiva e traduce questo suo istinto in questa pittura piacevolissima. Io farei un grande applauso a zia Veronica che è stata molto gentile a presentarsi qui da noi. Ecco zia Veronica, la ringrazio, questa è un'offerta, un dono meraviglioso, un dono. A me è un quadro. Ecco, attenzione. Bene, dopo di terra galluno per te. Come le pinava barzelletta, Dai, che andava ma vostè non si dà fatto, non si può. Deo, te sei un motorino, no? Sono motorino che è giudeo. Come un litro vai, sa bellezza di 50 km. Sì. Devo a pè, manco 500 metri fa. Non fa. Molto bene, allora facciamo un applauso. Me lo deve mandare. Me lo deve mandare qua. Che indomo ti aspetta in barzelletta, dove stai? Ma la barzelletta non dici io. L'uscita mi succede, ma. Fiata accanto resta un amico mio. Sì? Se la legge non è giusta, la legge non è giusta. No, un attimo, per cortesia, signor Metrale. La legge è giusta. La legge non è giusta. Ma perché dice questo? E allora prendiamo come testimone zia Veronica. Vediamo, zia Veronica. Secondo me la legge è sbagliata. Perché, signor? Perché una volta ho trovato un mio amico che stava passando in un posto. E allora? C'era un uomo morto. E allora? E allora i carabinieri hanno visto questo mio amico passando. L'hanno preso, l'hanno frugato e l'hanno trovato un coltello in tasca. Un coltello in tasca, insanguinato magari. Ecco, sangue bucco, via. Scusi, l'uomo, il cadavere, l'uomo come era stato ammazzato? A coltellate. Allora... Però lui non l'ha ammazzato perché lui aveva un coltello in tasca. Insanguinato, l'hanno colto con l'arma del delitto, ma mi scusi, ma me fa... Ma quale arma del delitto? Non è vero. No, signor Mitraglia, per favore, era l'arma del delitto, l'hanno colto quasi in flagrante e l'hanno giustamente punito. Non è vero, allora facciamo un'ipotesi, forse a Veronica che testimonia. Allora, facciamo finta che una ragazza esce di casa sua, va in campagna passeggiando, tutta allegra fischiettando. A un certo punto due giovanotti malintenzionati, di quelli... Come malintenzionati? Di quelli che non hanno le intenzioni buone. Vabbè, ma in che senso? Quali erano le intenzioni di questi? Le intenzioni di questi qua era di fare bevevo a suso, no? No. Non capisco, cioè di violentare insomma questa ragazza. Di violinarla, ecco. Che violinarla? Per cortesia. Ecco, a un certo punto questi ragazzi prendono questa ragazza, ci risate a tosuso e mi mette errori. Cosa vuol dire? E gli hanno fatto quello che... Che gli hanno fatto, si capisce. Allora, che cosa gliene frega di quello che gli hanno fatto? Non me ne importa niente, allora... sto cercando di chiarire quello che è successo. Allora la lasciano in terra, tutto svenuta, quasi non respira. E lo credo io, povera ragazza. Vengono i carabinieri, trovano questa ragazza lì, per terra. Io sto passando lì per caso con le mani in tasca, viene il carabiniere, mi prendono, mi frugano perché mi trovano l'arma del delitto e mi dà per arrestare. Allora, non lo dire. È sbagliato. Ecco. Allora, dopo zia Veronica e questa disputa giuridica proposta da Mitraglia,
Passiamo a un'altra gara, una gara molto particolare, una gara che è caratteristica veramente per la Sardegna, cioè è la gara della murra. La murra, chi non ha nel suo paese dei grossi giocatori, grossi non in senso fisico, ma nel senso di bravura, dicevo, dei bravi giocatori di murra. Ecco, Bore Tore Mitraglia sta dando da bere alle due coppie di morratori di Zediani e San Veromilis. Io mi avvicino, eccoci qua. Allora, presentiamo, no, per favore, nel bar, presentiamo le due coppie. Allora, per Zediani ci sono De Sì Peppino. De Sì Peppino e Michele Scalas. Michele Scalas. Ecco. Per San Vero invece i campioni di murra sono Orro Antonio Cariannino. e Cariannino. A questo punto, signori, questa è la gara forse più tipica, più sarda, quindi la giuria deve essere ben collocata, deve stare molto attenta. Logicamente anche qua abbiamo dei problemi di tempo e abbiamo pensato di regolamentarla in questa maniera, cioè 2 partite a 11 punti e in caso di parità una terza partita a 5 punti, va bene? Allora stringetevi la mano e vinca il migliore. Ricordo il punteggio è niente incroci, ricordo che il punteggio è San Vero 6, Zediani 2. Allora io mi tolgo completamente di mezzo e lascio lo spazio ai morratori. Pregherei la giuria appunto di fare in modo che anche i morratori vengano inquadrati. Siamo pronti? Ecco, sentiamo se il giudice ha da fare qualche raccomandazione. Siamo pronti? Siamo pronti? San Vero a destra e Zediani a sinistra. Pronti? Ragazzi, ci sono i giudici, c'è la giuria. Vicino per il microfono. Vicino per il microfono. È finita. È finita la prima gara. Io inviterei ai partecipanti di star tranquilli che la giuria è imparziale e vede e provvede. Ok. Chi
no, 6, 9 no, 6, 6 sulle, 2 sulle, 6, 9 no, 6, 9, 6, 9, 8, 9, 2, 3, 4, 2, 8, Ecco un attimo che gli stiamo dando da bene a questa gente perché sono ora è emozionante veramente, siamo 1-1, diamo tempo ai murristi di rinfrescarsi con un po' di vernaccia offerta dal pregiato bar Mitraglia e ricordiamo che finora siamo come punteggio complessivo 6-2, mentre nel fil rouge conduce Zediani per 2-0. Ecco, se siamo pronti per riprendere la vernaccia di Mitraglia, chi la beve non la sbaglia. Molto bene Mitraglia, ti ringrazio per questa precisazione e a questo punto riprendiamo se i giudici hanno finito di bere. Il signor Gigi si attarda un po', siamo pronti, l'ultima gara, lo spareggio è a 5, ricordiamo, a solo 5 e non a 11. Ecco, pregherei i morratori, Buffai e poi. È bello. Dai. Pregherei i morratori di allontanarsi, la giuria ha constatato la vittoria di Sanvero. Quindi il punteggio dopo la gara della Morra è il seguente: Sanvero 8, Zediani 2. A questo punto siamo quasi al termine della nostra competizione. Abbiamo il fil rouge, l'ultimo fil rouge, quello che decreterà, un attimo solo prima di bere, quello che decreterà il vincitore. A questo punto va precisato, per cortesia chiedo il massimo silenzio, va precisato che questo fil rouge è doppio, cioè dovranno bere 2 bicchieri di vernaccia e arrivare così a 1,5 litri di vernaccia e poi fare il percorso, però questa volta in maniera particolare, cioè avranno 1 minuto di tempo Sanvero e 1 minuto di tempo Zediani per fare il maggior numero di volte il percorso, cioè più volte passano e più logicamente meglio è. Chi totalizza più passaggi ha vinto. Allora, siamo pronti? Il momento è delicatissimo perché Zediani potrebbe pareggiare il punteggio e andare a 4 punti e poi c'è la gara finale, la gara particolare. Pronti? Via!
Via! Correttai! Ecco, non è detto che lo dobbiate bere tutto d'un sorso. Però senza mettere in tasca, perché ho visto io. Ha ragione Mitraglia. E Tediani finisce il suo bicchiere. Mitraglia provvede. È giovanissimo, quanti anni hai? 18, ma è da molto che pratichi il fil rouge. 18 anni, la fa venire bella. È pronto Zediani e anche Sanvero, il nostro amico Mitraglia provvede paternamente a mescere la vernaccia. Eccoci pronti. A questo punto io pregherei anche la giuria di prepararsi per darmi il via per i secondi, cioè 1 minuto per uno, e di contare i passaggi. Se dovessero toccare terra, chiaramente non vale e non conta. Pronti per il secondo bicchiere? Ecco, nel frattempo Mitraglia che si arrangia come può, non gli hanno dato bicchieri. Ecco lui, senza bicchiere non fa niente. Io non voglio che vogliano questi, l'assaggio tutta alla canale. È molto coscienzioso. Allora, pronti il secondo bicchiere? Via! Non c'è fretta, potete farlo anche con calma. Che se mi sciamo, No, allora. È già bevuto. Io pregherei una camera di inquadrare bene lo sguardo del concorrente di Zediani. No, guarda bene la camera, su. È lucidissimo. E quello perché? Quello per arrivare a 1,5 litri, un altro bicchiere a testa. Nel frattempo Sanvero, l'esponente di Sanvero. No, signor Mitraglia. No, dopo di buffare, 1,5 litri a testa. Qua mando io qui dentro, devono bere 1,5 litri a testa, se no non serve. Hanno già bevuto, signor Mitraglia. No, non manca la cosa. No, sta imbrogliando. Guarda, controllo qui, no, ci andiamo ancora là, se la rompe. No, per cortesia, signor Mitraglia. Forza, se lo fa lui, se lo fa lui. Pregherei il concorrente di Sanvero di sveltire un po' i tempi. Vinco io, fermo stasera. C'è da notare. Eccolo, l'ultimo strappo, è fatta. Allora signori, fil rouge finale, ecco, io farei se possibile, grazie Franco, sposta la tavola. Allora, un attimo perché i giudici danno il tempo, 1 minuto e più passaggi. Allora, la giuria è pronta? I giudici sono pronti? Mi dia il via lei, signor Gigi. Via. No. Un passaggio. 2 passaggi. 3. Allora, un attimo. Onde evitare delle contestazioni, i passaggi validi sono solo quelli nei quali non ha toccato terra, perché anche se sfiora la terra, se la tocca, non è valido. Quindi, quanti passaggi ha totalizzato? Lo diciamo dopo, lo diciamo alla fine.
Pronti? Un attimo, via! Stop. Sediani, lui è il rappresentante di Sediani. Undici passaggi buoni, Sanvero, 9 Sediani. Allora, attenzione, che cosa? Un attimo, il signor Mitraglia, dietro. Allora, attenzione, i giudici hanno assegnato 11 passaggi buoni per Sanvero e 9 passaggi buoni per Sediani. Pertanto, un attimo, ci sono delle contestazioni. C'è... Sì. Tu hai detto a chi spezza, prima hai detto a chi spezza senza tempo. No, hai detto a chi spezza, non l'hai detto prima. E quindi questa era una gara di forza, era chi tagliava quello. E poi c'è da contrastare questo, perché prima, le prime gare l'ha fatto con un altro tipo di scarpa e adesso l'ha fatto con un altro paio di scarpe. E questo è significativo, perché se io l'avrei fatto cambiare le scarpe, avrebbe vinto il ragazzo. Ma un attimo, c'è da precisare una cosa. Uno che nel regolamento non vengono indicate nessun tipo di scarpe, quindi uno può mettersi qualsiasi tipo di scarpa. E in secondo luogo l'operato della giuria, l'operato... Vabbè, comunque, sentite un attimo, facciamo una cosa. Le contestazioni... Ecco, per cortesia. Allora, per cortesia, ecco, io pregherei qua di far smettere queste contestazioni. Signori, non dimentichiamoci, sto per dire una frase retorica che è un gioco, quindi se contestazioni ci sono, si fanno eventualmente fuori alla fine della gara, possiamo rivedere tutto nei filmati perché va in registrazione. E quindi le contestazioni
si fanno alla fine. Ecco, io inviterei quindi i partecipanti di Zediani di star tranquilli, non è il caso, non è il caso. Ora inviterei anche i partecipanti di San Vero di comportarsi come si sono comportati sempre, cioè in maniera buona, in maniere corrette. Allora, a questo punto, signori, siamo arrivati. Zediani so che sa anche perdere con dignità, ecco, quindi ecco. Allora abbiamo l'ultima gara, una gara particolare, una gara difficile, una gara discussa. Noi abbiamo preso spunto dal sommo poeta, da Dante Alighieri, per fare questa gara definita dei cureggiatori. Cosa vuol dire? È una gara musicale, se vogliamo, una gara di note gentili che vengono emanate dal corpo umano. Ecco, ripeto, anche Dante nella Divina Commedia ha parlato di una certa parte del corpo che veniva adoperata come trombetta. Ebbene, signori, presentiamo i concorrenti di Zediani e San Vero Milis per cimentarsi nella gara del Curregio. Un bel applauso. Ecco, si presenta il concorrente. C'è qualche contestazione per il concorrente di Zediani? Ricordo, eccolo qua, è molto sportivo, eccolo qua. Ecco, è una dimostrazione di sportività e nello stesso tempo una saggia decisione, perché ripeto che i paesi, per cortesia, signori. Allora, diciamo una saggia decisione, perché i paesi sconfitti ci sono questi famosi ripescaggi, quindi possono essere ripescati. Ecco, logicamente c'è una gara tra gli sconfitti, tra quelli che appunto hanno totalizzato il maggior numero di punti. Ora, quando una squadra non piazza un concorrente, cioè non ha nessuno che partecipi, per regolamento viene penalizzata di 3 punti. Quindi Zediani, se non avesse partecipato a questo gioco dei cureggiatori, sarebbe andata a 0 e quindi praticamente avrebbe ridotto al lumicino la possibilità di essere ripescata. Ecco, questa è la prima trasmissione, è la più difficile chiaramente. Abbiamo dovuto spiegare tutto il programma e quindi è un po' lunga. Andiamo quindi a quest'ultima gara. Per questa gara però non possiamo fare iniziare San Vero o Zediani. Perché? Perché hanno protestato. Vogliono che sia la sorte ad assegnare il primo che entra nella cabina che abbiamo preparato, perché il secondo logicamente risentirebbe della bravura dell'avversario. Allora, la gara si articola in questa maniera. I cureggiatori hanno 30 secondi per esprimersi musicalmente. Gli verrà cronometrata dalla giuria la nota più lunga ed in caso di pareggio verrà giudicato dalla giuria per l'andamento generale della prestazione fornita. Bene, allora, vogliamo tirare dispari o pari per chi entra per primo in cabina? 3 dispari. Allora, vuoi entrare prima tu in cabina? Ah, molto volentieri. Sceglie chi vince. Allora, il primo concorrente è il signor Nonnisangelo di Zediani. Allora, a questo punto prepariamo
chiudiamo ermeticamente. Ecco, io pregherei la giuria di andarla dietro, che c'è un microfono, il microfono che è collegato, e quindi potete sentire e cronometrare la lunghezza esatta delle note. Pregherei il curreggiatore di avvicinarsi bene al vetro. Ecco la giuria. Allora, pronti coi tempi? Pronti coi tempi? No, lo sentite da qua. Pronti? Via! Stop! Allora facciamo uscire. Non dobbiamo dire che il primo curreggiatore non ha funzionato molto bene. Forse i fagioli del ristorante Arborea non erano all'altezza. Entra pertanto il curreggiatore di San Vero Milis. Eccolo qua. Attenzione, basta che il concorrente di San Vero si esprima anche con una sola nota che ha vinto, perché il concorrente di Zediani non ha fatto nota alcuna. Eccolo, pronti, silenzio, via! Stop! Ai, signori. Seconda prova. Un attimo, do io il via. Allora, pronti, via! Portobello. Stop, niente, non è successo niente. Possibile che nessuno... Ma come mai? Eppure vi garantisco che nelle prove hanno dato saggio e sfoggio della loro capacità canora. Passiamo al concorrente di San Vero, pronti? Via! Stop! Gara pari! Gara pari!
Allora, pertanto, ecco, mi sembra di poter dichiarare ufficialmente, certo, prego i cureggiatori, di poter dichiarare ufficialmente che questa prima puntata di Si Sfida, che andrà in replica, lo ricordo per coloro i quali la volessero rivedere, domenica alle 13:30, ripeto, domenica prossima alle 13:30, questa prima puntata di Si Sfida è stata vinta in maniera, direi, molto evidente da Sanvero Milis.